Eccola la frana che domenica notte ha travolto l'abitato di Cancia di Borca di Cadore. In queste immagini impressionanti, pubblicate su Facebook da Nives Milani, si vede il momento esatto in cui la furia dell'onda detritica si abbatte sulla frazione cadorina ai piedi dell'Antelao, isolando le case e ricoprendo strade e cortili di massi e fango. Siamo stati invasi da 70.000 metri cubi. I vigili del fuoco ci hanno aperto le porte perché eravamo tutti chiusi in casa da questi macigni. Una manciata di secondi, tanto è bastato alla forza devastatrice della montagna per cambiare il volto del paese ed è un mezzo miracolo che nessuna persona sia rimasta coinvolta. Ad oggi sono 7 le famiglie evacuate dalle loro case, almeno finché non sarà completato lo svuotamento delle vasche a monte dell'abitato. Intanto si continua a ragionare ad una soluzione definitiva nella certezza che quell'imbuto detritico da secoli responsabile di frane e colate talvolta mortali non cesserà di incombere sull'abitato di Cancia. Una serie di azioni da attuare subito a brevissimo termine, come lo svuotamento delle vasche di accumulo, della cosiddetta piazza di deposito, della manutenzione della briglia, cioè il ripristino della briglia. Poi queste opere di contenimento del detrito dovranno essere ampliate, dovranno essere previste anche delle nuove, deve essere ripristinato il sistema di allertamento e reso completamente automatico, ma a questo bisogna stare attenti perché un sistema di allerta con tempi di preavviso così brevi può anche causare l'effetto opposto, cioè causare panico fra la popolazione e effetti irrazionali di reazione.